buon pomeriggio, siamo alla prima di campionato per il big match di eccellenza Girone A Caldiero contro Vigasio. Vicino a me il presidente del Vigasio Cristian Zaffani. Chiediamo subito come ha preparato la squadra e come l'ha caricata. Ma sicuramente speriamo di partire bene, questo è importante. Noi abbiamo fatto una preparazione abbastanza pesante, trovarsi subito un big match così, un derby di questa portata sicuramente non ci agevola, comunque cerchiamo di fare il massimo. La campagna acquisti, Presidente, è stata importante nel mondo sia del Polesine che Padovano che Veronese, diciamo che accreditano Vigasio, Adriese e qualche altra squadra come le formazioni più accreditate per il salto di qualità. Scongiuri a parte, come la vede lei? Beh, intanto ricordo che c'è il Caldiero, forse prima di noi, perché ha fatto una campagna acquisti veramente importante. Comunque noi abbiamo lavorato nel senso che i punti deboli dell'anno scorso abbiamo cercato di risolverli, ecco, è tutto quanto. Abbiamo messo delle persone dove eravamo carenti. Bene, ringraziamo il Presidente, facciamo in bocca al lupo per il campionato e che oggi sia una bella partita da divertirsi. Grazie, Carpellupo. Buonasera, siamo qui con il Presidente Berti Filippo del Caldiero. Innanzitutto complimenti Presidente per l'impianto sportivo, un gioiello per il calcio veronese e tutto. Dopodiché complimenti anche per la prestazione della squadra e dei giocatori. Quali sono gli obiettivi per quest'anno? Ma diciamo che per essere in linea con gli obiettivi della società, visto le precedenti negative situazioni nel campionato di eccellenza, ci proponiamo con una salvezza in anticipo e quindi raggiungere i 40 punti. Adesso ne abbiamo 37, speriamo di raggiungerli il prima possibile. A parte le battute, perché naturalmente non ci credono tutti, sappiamo che siamo una squadra potenziale e la speranza della società, visto che è un risultato che non c'è mai stato a Caldiero, sarebbe quello di porsi nella parte sinistra della classifica del campionato di eccellenza. Quindi un po' diciamo le stesse cose che mi ha detto il DS Fabio Brutti, quindi una bella campagna acquisti fatta appunto per puntare alla parte sinistra della classifica. I ragazzi come li ha visti oggi in campo? Ma diciamo che ufficialmente è la prima partita che vengo a vedere, perché per motivi familiari e lavorativi non sono stato molto presente nelle ultime domeniche, e a differenza di domenica scorsa, dove abbiamo sofferto molto, anche probabilmente dovuto alla temperatura esterna, oggi abbiamo fatto una buona partita, sicuramente meglio il secondo tempo, dove abbiamo girato il risultato dal 0-1 per il Vigasio al 2-1 per noi, ma sicuramente perché ha visto la partita il risultato ci sta anche un po' stretto, perché comunque nel secondo tempo meritavamo molto di più. Bene, ringraziamo il Presidente Filippo Berti, gli facciamo in bocca al lupo per il futuro del campionato, i complimenti appunto anche per l'impianto sportivo che è sicuramente degno di altre categorie e anche per l'organizzazione a livello societario. Grazie di nuovo. Grazie a voi, in bocca al lupo e a tutte le squadre del campionato di eccellenza. Amici sportivi, siamo al termine della gara tra Caldiero e Vigasio, qui accanto a me il DS, Fabio Brutti. Prima della partita l'avevamo visto un po' teso, adesso ti vediamo un po' invece rilassato. Soddisfatto della prestazione? Sì, molto. Beh, teso lo sono sempre per una partita, anche durante. Molto soddisfatto, meglio il secondo tempo del primo, credo che il risultato sia giusto. Potevamo chiudere alla fine, comunque una buonissima prestazione. Campagna acquisti importante del Caldiero, costruita bene, molti addetti ai lavori parlano di un Caldiero in prima fascia. Come la vedi? Beh, sì, prima fascia direi di sì, insomma, l'obiettivo è stare nella colonna di sinistra, come dicevamo con il Presidente, quindi vorremmo perdere meno partite degli ultimi anni che siamo stati in eccellenza, dove abbiamo fatto fatica per 2 anni di fila, quindi speriamo in bene, la squadra è buona, siamo partiti così in Coppa, però al primo campionato abbiamo raggiunto una vittoria importantissima. Bene, quindi si è partiti col piede giusto, l'anno scorso ricordiamo cavalcata trionfale in promozione, quest'anno prima partita una vittoria, quindi Fabio io direi ci sono tutti gli ingredienti, quindi un grande in bocca al lupo per il futuro, complimenti per la prestazione. Grazie, crepi il lupo, grazie.